Buongiorno a tutti, è un piacere presentare qui in Consiglio regionale, la Casa dei Veneti, un progetto che aiuterà a far conoscere le bellezze architettoniche del nostro territorio. Viaggio nel tempo è un'iniziativa che mira a coinvolgere le famiglie, in particolare i bambini, che potranno così conoscere e approfondire le bellezze storiche e architettoniche del nostro territorio, così ricco di storia, cultura e tradizioni. Un conto, infatti, è studiare sui libri, sui banchi di scuola, la storia dei nostri territori, un approccio tradizionale ma statico che non sempre lascia un segno indelebile. Altra cosa però è vivere da vicino, toccare con mano la storia dei nostri territori che passa anche dalle poderose fortificazioni, ancora oggi protagoniste del paesaggio veneto. Una conoscenza che di conseguenza diventa anche promozione del territorio stesso. Abbiamo un enorme patrimonio culturale, storico, architettonico, che deve essere conosciuto e un giorno affidato alle nuove generazioni. E progetti come questo aiutano sicuramente a realizzare lo scopo. Sono stati coinvolti 23 comuni di 6 province della Regione Veneto e l'auspicio che si riesca ad ampliarsi sempre di più, coinvolgendo sempre più territori e sempre più realtà del nostro Veneto. Adesso lascio la parola ai relatori. Ringrazio ovviamente l'associazione Città Murate del Veneto, di cui è attualmente presidente l'assessore Argento Claudio, che conosco da molti anni e che è anche assessore di Montagliana. Grazie comunque di aver scelto il nostro Consiglio regionale per esporre questo progetto. Grazie. Buongiorno a tutti, Claudio Argenton, sono presidente dell'Associazione Città Murate del Veneto. Innanzitutto ringrazio dell'opportunità offerta dal Consiglio regionale e dall'interessamento del consigliere Giulio Centenaro, che si è sempre dimostrato sensibile e attento a quelle che sono le tematiche del territorio e special modo di quelle che sono le nostre eccellenze come le città murate del Veneto. Due parole su quella che è la nostra associazione. È costituita da 34 città murate di 6 province, manca Rovigo, ma vedremo di annoverare anche il comune di Rovigo a breve. Città che rappresentano ancora la cinta medievale, ben conservata o in alcuni tratti anche relitta, ma chiaramente che presentano momenti storici molto, molto importanti per il Veneto. Città che a fianco appunto di questi apparati storico-monumentali di indubbia valenza affiancano a altre eccellenze appunto enogastronomiche e altre culturali ancora, di cui è importante far la conoscenza e veicolarle come forma appunto di turismo a vantaggio questo di quella che è l'economia locale dei siti. È un progetto effettivamente che segue due aspetti fondamentali. Il primo è quello di far rete tra le nostre città murate. È un progetto appunto al cui interno, dopo lo spiegherà meglio il dottor Loris Danieli che ha curato questa iniziativa, presenta una specie di lascia passare che è un testimonial diciamo di quelli che sono, quelle che sono le visite su tutte quante le città murate. Verrà messo a posto un timbro, verrà ricevuto un piccolo omaggio in ogni città dove appunto il turista si recherà e alla fine ci sarà anche un premio, diciamo, finale per aver completato tutto questo percorso. È un modo di far rete, ma non solo, ma di coinvolgere anche le famiglie, perché si rivolge, ed è anche uno strumento diciamo accattivante, è corredato di un fumetto questo progetto, questo materiale, e quindi attirando l'attenzione delle famiglie attiriamo l'attenzione non solo dei più piccoli, che non è anche una cosa da sempre scontata, ma anche appunto dei genitori, in maniera di sviluppare un turismo di prossimità ma anche inclusivo al contempo. Tra il materiale che è a disposizione vedete che c'è una cartellina, viene riproposto all'interno qui che rappresenta le città murate e all'interno della cartellina troverete appunto una pochette che contiene tutta quanta la documentazione inerente a questo progetto. Progetto che parte da lontano, ha avuto un parto diciamo lungo e abbastanza difficile perché è nato anche in periodo Covid. Ci sono state diverse vicissitudini, abbiamo revisionato più volte, questo nell'ottica di semplificare e di renderlo sempre più gradevole. Peraltro abbiamo anche visto con sommo piacere l'ingresso di città murate, altre che quindi abbiamo aggiunto anche nel materiale, è stato visto, revisionato più volte e a fin fine il prodotto io penso sia di indubbia qualità, insomma di indubbio vantaggio per il turista.
Non mi dilungo di più, ringrazio che ha partecipato assieme a me a questa conferenza stampa il vicepresidente dell'Associazione Città Murate Marco Simioni di Cittadella e 2 esponenti del comitato direttivo dell'associazione, Ilenia Bianchin e Roberto Dall'Oca, rispettivamente assessore al comune di Marostica e sindaco del comune di Villafranca Veronese. Ricordo anche che al di là delle città murate e quindi dei rappresentanti istituzionali di queste città, la nostra associazione è affiancata dall'Italia Nostra e anche dal Centro Studi Castelli, quindi abbiamo dei partner importanti che ci supportano sotto l'aspetto anche scientifico. Grazie, io lascio la parola per il momento a Loris Danieli che ci illustrerà in maniera più dettagliata il progetto. Grazie ancora. Sì, grazie Claudio, grazie a tutti voi. Tra l'altro ne approfitto per salutare vecchi amici che ci siamo rincontrati dopo vari progetti qui in questa prestigiosa sala del Consiglio regionale. Come si diceva in precedenza, il progetto parte 3 anni fa, quindi stiamo parlando dei primi mesi del 2021, quindi eravamo ancora in pieno Covid. E mi ricordo che l'allora presidente dell'Associazione Città Murate mi lanciava un'idea, ma perché non facciamo qualcosa? Noi insomma, abbiamo un po' di esperienza su progetti di promozione territoriale, prima come amministratore di provincia di Verona Turismo e dopo sul lago di Garda. E quindi abbiamo scelto come tema appunto le città murate e da lì abbiamo un po' sviluppato un po' la nostra fantasia. L'obiettivo principale era quello di creare un turismo di prossimità. Se vi ricordate, ai tempi di Covid non si poteva uscire o dalla regione o addirittura dalla città e quindi era un modo anche per incentivare il turismo italiano e quindi questo è il primo obiettivo. Il secondo era dotare l'associazione, che praticamente era un grande contenitore ma aveva poco materiale o quasi nulla di comunicazione, di questi strumenti per far conoscere il Veneto, si diceva i Veneti ma non solo. E da lì è nato questo kit, il viaggio nel tempo, che all'interno di questa pochette abbiamo riprodotto i colori che sono del logo, quindi con i merli, e quindi è l'elemento che contraddistingue tutte le città murate del Veneto, che sono, diceva, 34, alcune fanno parte di tutto il circuito, altre invece minori, ne fanno parte di altri strumenti. E il target qual era? Ed è le famiglie. Abbiamo pensato di creare degli strumenti per la famiglia, quindi per il genitore, per il nonno, per la zia, per i bambini, e quindi da lì parte, sono 4 gli strumenti di comunicazione. Primo è la presentazione ovviamente dell'Associazione Città Murate del Veneto con tutte le varie fotografie, una breve descrizione per dire chi siamo, cosa facciamo. Dopo, la prima cosa per andare a visitare un territorio è la mappa. E qua abbiamo fatto la mappa con tutte le città murate del Veneto e nel suo retro ci sono le descrizioni. Per il momento è solo in italiano, ovviamente l'obiettivo è quello dopo di estenderlo anche in altre lingue. E quindi c'è una breve cronistoria, i monumenti, insomma le caratteristiche principali dal punto di vista storico. Però dopo ci siamo un po' lasciati andare con la fantasia attraverso amici e conoscenti e grafici, fumettisti. Allora, e qui abbiamo coinvolto i bambini. Intanto con il lascia passare, praticamente è un passaporto. Io mi ricordo, insomma, da giovane giravo e vedere i timbri dei vari stati era motivo d'orgoglio e insomma si ricordavano appunto le varie città visitate. Abbiamo preso un nome un po' medievale, lascia passare, è un modo, con tanto di dati anagrafici, è un modo per i bambini e per la famiglia di andare a visitare un po', magari ogni weekend, non so, una volta al mese, le varie città che hanno le loro foto, la loro breve descrizione storica, con la possibilità di mettere un timbro. Il Presidente dava già per scontato che questa struttura esista, ovviamente bisogna crearla, nel senso che avendo esperienza negli uffici turistici e avendoli gestiti 15 anni quelli della provincia di Verona, la rete IAT potrebbe essere fondamentale, è attrezzata, è organizzata, ha tutte le informazioni utili, ogni comune praticamente ne ha uno oppure un infopoint e quindi quello potrebbe essere.
abbiamo lanciato l'idea, non so, ogni 4 città, ogni 3 città la possibilità di vincere qualcosa. Ovviamente questo noi lo buttiamo sul tavolo. Dopo sta alle città trovare gli stimoli e creare questa mini struttura. E dopo alla fine l'ultimo che abbiamo pensato, che ci ha fatto un po' penare sinceramente, perché lavorare con i fumettisti professionisti che lavorano di notte e non ti rispondono il giorno è sempre un problema. Abbiamo creato questo fumetto, è un fumetto, anche perché il target abbiamo detto sono i ragazzetti, quindi medie elementari. È la storia di Alice che non ha voglia di studiare la storia e a scuola si annoia. E quindi è folgorata dall'app del telefonino, trova l'app Città Murate e compare a sua insaputa questo robottino che è Merlì 2.0, praticamente diventa il suo compagno di viaggio. È per quello che noi cerchiamo di andare a stimolare e quindi partendo da Malcesine e scendendo verso Venezia trova un po' tutte le città con le caratteristiche, ovviamente da migliorare, ovviamente da integrare, eccetera. Però credo che sia una delle prime iniziative dove c'è ovviamente un percorso storico, perché alla fine non sono solo fumetti, ci sono proprio, è studiato, e quindi l'idea è appunto di creare tutta una serie di strumenti perché la famiglia conosca il Veneto e soprattutto lo conosca attraverso la storia delle città murate, ben 35 come abbiamo detto. Ecco, io dico sempre che questo è un punto di partenza, questo serve da stimolo innanzitutto ai territori, da stimolo a voi amministratori e dopo da stimolo alle famiglie, perché trovarsi tutto questo materiale, questa storia che dopo diventa un divertimento, credo sia fondamentale. Da qui ci sono 1000 idee, giornate dedicate, eventi particolari, tutta una serie di iniziative. Per dire, noi adesso lo stiamo facendo su un altro tema che è il tema dell'amore, avendo fatto 10 anni Verona in Love, adesso dal 2018 facciamo Lago di Garden Love. Siamo partiti con 4 comuni, siamo arrivati a 10, ma soprattutto abbiamo creato un indotto economico, facendo lavorare alberghi, ristoranti, operatori economici, destagionalizzando. Voi amministratori avete una grande fortuna che non c'è un problema di stagione turistica, la città murata è una città che è vivibile tutto il tempo dell'anno. Quindi sta a voi, attraverso anche lì il vostro impegno e la vostra fantasia, creare i presupposti perché questo viaggio nel tempo duri più a lungo. Grazie.